Un'aggressione improvvisa e apparentemente immotivata che trasforma una serata tra amici in un incubo. Vittima un ragazzo di 17 anni, residente a Caltrano, che intorno alle 3 di un paio di notti fa, all'uscita di una discoteca di Jesolo, sarebbe stato colpito con una violenta testata da un uomo in evidente stato di ebbrezza. L'impatto gli ha provocato una grave frattura alle ossa nasali. Dopo essere rientrato nel Vicentino, il giovane si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso, dove gli accertamenti hanno confermato la gravità delle lesioni. I medici hanno disposto un intervento chirurgico, già programmato per oggi, e una prognosi di 30 giorni. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile. Un nuovo episodio di violenza, dunque gratuita, che riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle zone della movida estiva.